torno alle Bacconi, anche tu amante del canto sardo? Sì, sì, amante è diciamo la mia passione da quando ero piccolo. Da quanto tempo canti? Quando avevo 10 anni, all'età di 10 anni. C'è Sì. qualcuno che te l'ha insegnato? Sì, mio padre ha sempre cantato, canta tuttora, quindi diciamo che sono una sorta di figlio d'arte. Tu di dove sei? Di Ugini. Bellissimo paese. E le tue ultime cose che hai fatto quali sono? L'ultima incisione è in uscita, l'ho fatta con i miei colleghi di canto sardo e poi ho lavorato con Maria Giovanna nel suo ultimo lavoro che è Pregadurias, è stata veramente una bella esperienza dal punto di vista artistico e abbiamo duettato assieme. Ascolta, le volte sono voci soliste praticamente, voi non cantate Sì. tipo con tenore, con altre persone? Il canto chitarra è una voce solista che viene accompagnata dalla chitarra, anticamente solo dalla chitarra e poi a seguire si è aggiunta la fisarmonica, quindi con la chitarra e la fisarmonica. Ascoltiamo un verso anche tu in sardo al quale sei legato e che vuoi recitare? Sì, adive, buonasera, sentiamo da Bollasso, giù con il mio vinore. Grazie. Grazie a voi.